Don Alfredo. Vabbè, buongiorno. Buongiorno. Come si va? Tutto a posto? Diciamo tutto a posto. Don Alfredo ci ha fatto caso una cosa. Che uno rindaviti, chiuso la mente e più cose vanno a chiave. E allora mi sono imparato e non me la manda più. Vabbè, aspetta, dove? Ecco. Le cose, dicevo, vanno come devono andare. Noi non siamo capaci di spostare una sola virgola di quello che sta scritto. Ma io quello che sta scritto non voglio spostare niente. Io volessi solo leggere prima, che sai tu? Sì, e forse bello. Il fascino della vita è proprio questo. Non sapere quello che succederà domani. Perdersi in questa attesa. E tra l'inizio e la fine di questa attesa si svolge tutta la nostra vita. Io tengo una moglie che ci da lui. 3 figli con 6 punti che quando vengono a casa ne trattenuta la coppa alla pensione, una pensione sociale. Poi diabete a 1000 una notte. Relure per tutte parti. Ma che mi sta succedendo di più? Vabbè. Vabbè, sei un minimalista. Ah, che stiamo bene! Ho fatto gli animali vaga pazzi. Ma buon animale, vabbè. Non animalista, minimalista. Tiene una visione della vita troppo ridotta. Boh, sarà, ma per caso, a proposito di animali, non è che mi interessasse un cazzuttino, la cazzutta lei mi ha pigliato qui. No, vabbè, ci manca solo qua. E poi io non vado d'accordo con gli animali. Ehi, ma si è per i cagnali te. Allora quando sono bello, sono puzzole di pastore mano e mano. Ma ne mano. E che fanno? Un giro dopo? Ma no, signore, stanno tutti quanti in la cesta, vicino vicino. Non capo lavoro, non affretto. No, vabbè, ti ringrazio. Scusami con loro, ma la cosa non mi interessa. Quindi sono capace di piazzare, sai? Vabbè, io so che cose che mi interessano a voi, non affretto. La signora Sofia, per esempio. Beh, e che sia la conferenza che dai tutti, e fine. Non affretto, ma non ci conosciamo da andando. So bene che l'interesse che avete per la signora Sofia è una cosa seria. La signora Sofia è ancora attaccata alla memoria di Don Raffaele, grande amico vostro e grand'uomo. Un galantuomo senza offesa a buio, non affretto. E lo dici a me. Io non sto parlando. Ma lo so, voglio dire, non c'è bisogno che lo dice. Era un amico vero, una persona stupenda. Sì. Sempre pronto a sacrificarsi. Sempre pronto a prestare aiuto. Sempre pronto verso gli amici. Sempre... Pronto a te, Severo. Grazie. Vabbè, vi saluto, buona domenica a tutti quanti, arrivederci. Buonasera. Buona giornata. Stanno bussando. Pronto? Sì? Chi è? Come? Allora che? Basta capire tu a chi stai, io non lo capisco, vedi che poco. Chi sta adesso un francese la vita? Perché parli francese tu? Ma quando è necessario. Hello? Hello? E a qui si sa ci parla voi? Oui. Gianni n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il est adolescente. Comment il a malassé à me a marchare? A marchare? Information, oui. E il m'a detto che l'appuntamento che voi tenete l'altro venerdì, qui vendredi, il l'ha spostato è per lunedì, qui alla stessa ora. Je ne le sais a che l'euro è, a che euro è, a 5 euro. Ma ne capi tu? Qui sono buono, prezzi di capitolo a 5 euro. Allora, da me non di a 5 euro.